Apocalisse, capitolo 17. La famosa prostituta. Tan non è chi le sette angeli, che tenevano chi di sette calici, s'accostava vicino a me e parlando insieme con me che mi dicette: Vieni, ti farà vedere chi lo castiga che è stato fissato per quella rossa prostituta, che sta alluggiando vicino a quella massa e acqua così rossa. Insieme con quella, tutti i re della terra si mise a fare puttaneria e tutta la gente della terra si sono ubriacati con che lo vino lo puttanizzi soli. E subito che lo spirito si imbussa assai e mi portai in due deserte e là vedette una femmina che si è passata in gola un mostro e colore scarlato. In coppa a quello mantiello che teneva in gola gestivano un uomo che ne stemma. Chi lo mostro teneva 7 capi e 10 corna e veste che la femmina era nei porpora e colore rosso scarlato. Erano bernacchiate di biciuttarie e oro, e prete preziose e eterne. In mano sua tenevano calice e oro, e chine tutte che le schifezze, e chine tutte che la monnezza, e chi lo puttanizzi. In fronte aveva scritto un nome, chine misterio. Babilonia, la città rossa, a mamma, le tutte prostitute, e tutte che le schifezze che si fanno in coppa a tutte facce della terra. E tan me ne adunai che la femmina era embriaca per tutto il sangue del popolo di Dio e per tutto il sangue di tutte quelle che erano morte e erano state uccise per la fede in Gesù Cristo. Come avrete un manetto che ne schianta e chi l'angelo subito mi ricette e perché ti meraviglia? Ti spiegherà Dio un mistero che la femmina e che la bestia che si sta sostenendo e che tiene 7 capi e 10 corna, che la bestia che tu hai voluta prima, mo non esiste più. E mo sta per essere in dei zuffunne, per snerinde una dannazione eterna. E tutte che la gente della terra, che non sono state registrate in due libri della vita, a quando questo mondo è stato creato, rimarranno a bocca aperta, quando si dà una ranna che chi lo mostra prima che non ci stava, ma non ci sta più, e mo sta per comparire una volta. Ca, ci vanno pochi cervelli, che gli 7 capi affiorano che gli 7 cuori a dove questa femmina sta assettata, e affiorano pure 7 re. I primi 5 già sono caduti, ma uno sta regnando ancora. Chi lo 7° re non è ancora venuto e quando verrà il regno suo rimarrà solo per poco tempo. Chi lo mostra che prima ci stava e ora non ci sta più, l'8° re, ma è pure uno che gli 7, ma va pure chi si in mezzo alla nazione eterna. Che gli 10 corna che tu hai visto sono 10 re, che per mo non hanno avuto ancora un regno, ma avranno potere a regnare per un'ora sola insieme con chi lo mostra. Chi si riesce a re tengono un progetto solo, vogliono continuare tutta la forza a loro e tutto il potere loro a chi lo mostra. Chi si metteranno a fare una guerra contro l'agnello, ma chi l'agnello avvencerà, perché è il Signore e tutti i signori, e il Re e tutti i re, e chi che stanno insieme con esso sono tutti quelli che sono stati chiamati, chi che sono stati scivi da esso e chi che sono stati fedeli a esso. Poi chi l'angelo mi ricetta ancora, tutta quell'acqua che tu hai visto, ad sta alluggiando quella prostituta, affiorano tutte i popoli, tutta quella massa di gente, tutte le lingue della terra. Chi lo mostra e che gli 10 corna che tu hai visto, si metteranno a odiare quella prostituta, a spuglieranno a nure e a lasceranno a nure, si strafugeranno tutte le carne soie e la faranno bruciare in fuoco, perché è stato Dio che mise in capo a chi gli 10 re fa compiere il progetto suo. E così tutte e due, insieme, si accorderanno per consegnare il regno loro a chi lo mostra. Insieme a quando saranno compiute tutte quelle parole che Dio ha detto. Che la femmina che tu hai voluto e che la città sai rossa che sta comandando in coppa a tutte i re della terra.